Salve ragazzi e benvenuti a Domenica Minecraft. Qui è con voi Mike94 che vi presenta una nuova serie appunto di Minecraft. Spero che questa serie vi possa piacere e che altro dire, andremo avanti finché vorremo, finché non ci annoiamo, finché appunto questa serie verrà seguita. E mi raccomando, ve lo ricorderò anche durante il gameplay, di darmi consigli su cosa fare su questa serie appunto. Partiamo. Ciao. E vabbè, ovviamente questo gioco lo conoscete in tanti. Ora diciamo che questa prima puntata sarà: costruiamoci un rifugio per la notte, prendiamoci le prime risorse. Siamo stati abbastanza fortunati con le pecore, quindi possiamo costruirci subito un letto. Però non vedo altri animali e spero di trovarli subito, perché sennò so cazzi. Prendiamoci l'albero e è un gioco, vabbè, molto amato questo Minecraft. Io un anno fa ci giocavo, soprattutto a modalità multigiocatore, online con vari amici. Abbiamo fatto una bella fortezza, diciamo. Abbiamo costruito una casa dentro un albero, perché in quel server che stavamo, diciamo che era uno, eravamo tutti contro tutti, e quindi chi trovava la nostra casa poteva distruggerla, poteva, come alla fine è successo, poteva rubarci tutti i nostri averi, diamanti, oro, che purtroppo hanno fatto. Qui cazzo, però trovo solo pecorelle, fiori, fiori azzurri, cavalli. Qua intanto un bug grafico. Aspettate, stanno dei maiali. Forse è meglio che ci facciamo prima qualche arma, così facciamo prima. Secondo. Stanno là. E poi vabbè, ovviamente con i commenti proponete voi cosa fare, se fare una casa oppure i nomadi e quindi andare a girare per tutta la mappa con uno zaino, oppure non lo so, vediamo. Ovviamente non già in miniera, perché non abbiamo una ceppa, non abbiamo ancora la roccia, figuriamoci. Però sono contento che abbiamo trovato dei maialini che possono, almeno per i primi giorni, dare il sostentamento. I cavalli. Sai, non ho mai ucciso uno di un cavallo. Chissà se droppano qualcosa. Proviamo. Lo so, è crudele, però è il gioco, ragazzi. Ah, la pelle. Buono. Buono a sapere. E allora ora li uccido. Lo so, animalisti, non me ne volete. Ovviamente non ucciderei mai un cavallo nella realtà. O forse sì. Cazzo. Però la pelle ci serve, possiamo farci l'armatura. Cioè, una specie di armatura. Cazzo, questo non ha droppato niente, anche quello di prima. Secondo me è una perdita di tempo. Bello quel cavallo. Secondo. Io mi prenderei un altro po' di legna, poi mi farei un piccone, prendere un po' di roccia e poi attaccati a sto ceppo. E poi mi farei un piccolo rifugio giusto per la notte, visto che qua il giorno non è che dura poi tantissimo. Bello che qua non trovo roccia. Lo so che correre mi fa perdere la fame, però non vorrei che arrivasse notte e noi non troviamo
nulla. Anche che vorrei farmi una fornace, un forno diciamo, le bistecchine. Secondo. Per quando semmai morirò in questa serie possiamo inventarci qualche pegno, non lo so, qualche cosa da fare dopo la morte. Io non ho voluto fare la modalità hardcore perché sinceramente non ce la faccio proprio a perdere tutto quello che facciamo in tanto tempo, così morendo. Anche perché qui si muore in un attimo. Un po' di lava. Ragazzo, qua mi devo mettere a scavare. Spero di no. Come posto, qui il deserto. Siamo stati un po' sfigati. E vado di là. Poi, come ho già detto, mi raccomando, con i commenti, consigliate cosa fare. Anche soprattutto nelle prime puntate, se costruirci subito una casa oppure poi vabbè, possiamo fare tante cose, gli allevamenti, la raccolta del grano. Mm. Stanno parecchi cavalli qui, però purtroppo qui non si può mangiare la carne di cavallo. Ah, ecco la roccia, finalmente. Potremmo anche scavarci un piccolo tunnel sotto questa montagna e per il momento dormire qui sotto. Anche perché il carbone possiamo farcelo dal legno, che già ci abbiamo, e quindi farci delle torce. Il letto ce lo possiamo fare perché ci abbiamo sia la lana, ci abbiamo 9 di maiale. Dobbiamo comunque al più presto cercare qualche cosa con cui nutrirci. Mm. Continuo ad andare un po' avanti per vedere se c'è qualcosa. Tra roccia. Ah, già del ferro. Io direi allora di rimanere qui e di non dico di entrare già nella miniera perché ci farebbe il culo a strisce. Però cazzo c'è parecchio ferro per essere comunque agli inizi ovviamente e rimarrei qui a dormire insomma, anche se è ancora giorno e poi nella prossima puntata iniziamo a prendere un po' di ferro, il carbone, tutto quello che ci serve. Diciamo che questa serie la faccio sia per me che per voi, perché comunque, come ripeto, Minecraft è un gioco molto seguito, molto apprezzato. A me piace, sinceramente, e quindi spero che piaccia anche a voi come lo sto gestendo. Un po' come con FIFA, possiamo gestirci noi, sia io che lo comando, che voi gestirci questo personaggio e decidere mano a mano cosa fare, fargli fare. Ecco, si sta facendo notte e io a breve terminerei qui la puntata. Prenderei giusto questo pezzo di carbone. Mi scaverei un tunnel velocemente che se no ci ammazzano qua sotto. Lo so che non si scava con questo. Eh, dobbiamo farci una porta. Però, visto che non c'è tempo, facciamo così. Facciamoci subito delle torce. Mettiamone una qua. Poi mettiamo la terra qui
perché è notte, e io ho messo modalità difficile, giusto per rendere ancora più divertente la serie e per non, ripeto, farci fare... E quindi per non farci fare il culo a strisce preferisco chiudere e dormire. Tanto devo anche mangiare, quindi prima di chiudere la puntata farei una fornace. Vabbè, prima di tutto metto la crafting table qua. Poi fornace. Metterei qua la carne. Poi faccio il letto. Porca trota. Eccolo. Poi lo metto qua. Qua, no. Scaviamo un altro po'. Perché non lo metti? Ah, ecco qua. Vabbè, ovviamente come già detto non è la casa principale, cioè è giusto un buco per stanotte, anche che fa cagare. Però giusto per stanotte o proprio i primi giorni, giusto un po' così. Facciamolo un attimo mangiare, anche se c'avevamo anche la mela, non il giocatore, eh. Oh, oh. E che altro possiamo fare? La torcia ce l'abbiamo. Abbiamo un seme, un fungo, anche se per il momento c'è abbastanza inutile. Niente, io andrei a letto. Prima di andare a letto vi saluto. E... Aspetta. Grazie per aver visto questa puntata. Saluta anche tu. Ciao. Un saluto da Mike94. Lui come lo chiamiamo? Mike94 Junior. Un saluto anche da lui. Vi invito a iscrivervi, a commentare e a condividere, ovviamente, e a mettere un bel mi piace. Ovviamente io ho fatto una cazzata, ho lavato la doccia e ciao ragazzi!